Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Oggi prepareremo le patate al forno. Per questa ricetta ci serviranno delle patate rosse o olandesi, io utilizzerò quelle, dell'olio extravergine di oliva, dell'aglio, del rosmarino, del timo, del sale e del pepe. Cominciamo col procurarci le nostre patate rosse e uno spicchio d'aglio, ne useremo mezzo dopo. Cominciamo col togliere la buccia alle nostre patate con un pelapatate e andiamo a rimuovere le macchie nere, perlomeno quelle più vistose, con l'aiuto di un coltello. Dopo aver lavato le patate sotto l'acqua corrente, andiamo a tagliarle a cubetti e a riporle in una ciotola con dell'acqua, questo per togliere una parte di amido. I cubetti dovranno essere grandi 3 cm circa, poi va a gusti. Diciamo che più piccoli sono, prima cuociono. A me piace così. Andiamo dunque a tagliare a pezzetti il nostro mezzo spicchio d'aglio e a preparare la teglia con tutte le spezie, dove useremo appunto l'aglio, il pepe, del rosmarino, del timo, sale e olio d'oliva. Andiamo dunque a mettere l'olio e tutte le spezie in una pirofila da forno e amalgamiamo il tutto. Procediamo, una volta che l'acqua bolle, a dare una scottata alle patate all'incirca 3 minuti e poi, una volta pronte, andiamo a passarle direttamente nella pirofila con i nostri ingredienti. Mescoliamo il tutto e andiamo a riporle in forno preriscaldato a 220 gradi in modalità statica. Cuociamo dunque per 45 minuti circa, mescolandole un paio di volte. A questo punto andiamo a portare il forno in modalità ventilata e continuiamo la cottura per un altro quarto d'ora. Dipende poi dal grado di doratura che uno preferisce. Consiglio mio, salatele nuovamente prima di infornarle. Servite in tavola e buon appetito!